Buche e dissesti in una delle maggiori arterie del traffico cittadino che dopo anni viene rimessa a nuovo. Partiti i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata ovest di Viale Aldo Moro, lato caserma Ederle. Un piano di manutenzione della rete stradale in cui sarà utilizzato un asfalto che resiste nel tempo all'usura per la sicurezza degli automobilisti. Il cantiere coinvolgerà dapprima la corsia di sorpasso per poi spostarsi sulla corsia lenta con lavorazioni a ciclo continuo. Un intervento importantissimo che eseguiremo H24, quindi sono iniziati questa mattina i lavori e proseguiranno ad oltranza H24, quindi costantemente, per portare a termine entro domenica l'intervento. Una soluzione concordata anche con la caserma Ederle per agevolare e non creare problemi in questo periodo di festività per loro l'ingresso. Risolviamo un ennesimo problema della città, un'altra promessa mantenuta. Il transito direzione Cabalbi, Vicenza Est verrà sempre garantito su una sola corsia di marcia e l'accesso all'area di servizio non subirà limitazioni. L'operazione rientra nel vasto piano di asfaltature 2022 che da luglio ha già interessato diverse zone della città.